Siamo con il pastore Nicola e il pastore Rosa che ci daranno un piccolo testimonianza al punto, diretto, quello che il Signore ha fatto in questi ultimi giorni, come si sentono dopo il Signore che ci ha messi insieme, ci ha portati da Malta. I want to hear us, I'm going to hear what the Lord has done. And they're going to talk to us, they're going to tell us and testify what God has done since you, Family of River of Love, voi, Famiglia River of Love of Malta, how you have sent us, ci avete mandato, supportato, you have supported us, and they're going to testify. They ahayatu testimonianza, warakolla xintom battuna bil-gvarkatakom u bis-supportakom biex nibdew din l-opra tal-Moviment tal-Ispirtu Santu ġewwa Puglia, Trinitapoli, l-Italja. Pastore Nicola, Pastore Rosa, tocca a voi. Per favore, dici, che è successo in questi ultimi pochi giorni? Thank you very much, Apostolo Gloria a Gordon. Dio. In questi giorni abbiamo sperimentato la potenza dello Spirito Santo, che è iniziata a Malta con la scelta del nostro padre spirituale, l'Apostolo Gordon, e sta continuando qui in Puglia, dove il Signore ha fatto grandi miracoli. Persone hanno accettato Gesù Cristo per la prima volta e non erano neanche cristiani ma neanche cattolici, hanno accettato Gesù e è iniziata un'opera molto potente a Trinitapoli, dove il Signore ci ha già benedetto con il locale, ci ha benedetto con guarigioni, e questo è solo l'inizio di quello che River of Love in Trinitapoli, in Puglia, in Italia, inizierà a fare in collaborazione con River of Love di Malta, e quindi siamo onorati di far parte di questa famiglia. Vi ringraziamo per il sostegno, ringraziamo tutta la Chiesa per il sostegno e le preghiere che sentiamo costantemente sulla nostra vita. Grazie, grazie, grazie. Amen, amen. Si sono aperti i cieli su Trinitapoli, sulla Puglia e sull'Italia. Ho sentito forte l'apertura dei cieli su di noi. È stata un'esperienza meravigliosa che non rimarrà solo per questi giorni, ma adesso la sarà per sempre per noi. È stata una cosa stupenda, meravigliosa. La nostra famiglia veramente unita in questo nuovo progetto. Vedere anche i miei figli uniti in questo nuovo progetto. Con il pastore Gordon e con i fratelli è stata un'esperienza veramente meravigliosa, è stato come stare veramente in famiglia, veramente con il proprio papà e veramente con dei fratelli, cioè un'esperienza che descriverla è sempre riduttiva, bisogna veramente provarla, e noi l'abbiamo provata, abbiamo deciso che il Signore adesso non ci lascerà mai più e né noi lasceremo assolutamente. Che ci allontaniamo da Lui, non esisterà più tutto questo. Noi ormai apparteniamo a Lui, noi, la nostra famiglia e Trinitapoli con noi. Questo è ciò che noi dichiariamo e proclamiamo. Amen. Nel nome potente di Ci Gesù. tengo anche a precisare una grande testimonianza, perché sono cresciuto nella Chiesa Cattolica per 30 anni e sono più di 12 anni che sono convertito, e non ero mai riuscito, per l'intimità che avevo con mia madre e la confidenza che avevo con mia madre, a farle accettare Gesù Cristo, perché lei mi rimproverava di aver cambiato religione, ma io non ho cambiato religione, ho fatto l'upgrade come cristiano, da cattolico a cristiano, e quindi oggi, grazie all'Apostolo Gordon, mia madre ha accettato Gesù Cristo e la salvezza nella sua vita e nella casa dove sono nato, e quindi questo è il Dio che noi serviamo. Amen. Grazie ancora di tutto. Gloria a Dio, amen. Alleluia. Grazie. Gesù Cristo è il Signore sulla Puglia, su Trinitapoli e su tutta Malta e tutta l'Italia e l'Europa. Amen. Venga Amen. il suo regno e sarà fatto su questa terra la sua volontà su questa terra come è nel cielo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Grazie. Alleluia.